Love is a funny thing. Takes you where you least expect it, throws you out to sea. On you can either choose to swim or surround yourself with water, let it take you in. If there's something that you wanna know, Cominciamo il nostro viaggio, questa volta nella Sicilia orientale, alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi dell'isola. Parliamo di Noto. show me where to go. Oh, and I will give myself to you. I will give myself to you. Un viaggio tra le bellezze artistiche di questo meraviglioso centro della Sicilia eblea e ovviamente un viaggio fatto di sapori. Prima tappa, il Caffè Sicilia, nello storico corso Vittorio Emanuele, un esempio di un'antica tradizione pasticcera che si rinnova. To you, I will give myself to you. Vanno a finire una serie di pensieri, una serie di idee che scompaginano un po' il fermo, stagnante, immobile e ridotto mondo della pasticceria classica. Oggi si ha poca differenziazione nell'offerta al pubblico di genere di pasticceria. La cucina, per esempio, anche la pizzeria, l'ambito pizzeria sono pervase da un dinamismo, da una ricerca di nuovi equilibri, di una contemporaneità, di un'espressione del gusto attuale che invece la pasticceria non conosce. Dolci codificati, la pasticceria, ricordiamolo, è quella branca dell'alimentare che mai è stata così pesata e misurata come le altre, è il prototipo della ripetizione certa perché è figlia di un peso e di una misura. E questo lo continua a essere anche in pasticceria dinamica, però la pasticceria dinamica nasce per offrire un dinamismo che accolga le stagioni, che accolga i territori, che accolga l'individuo che lo propone ma anche quello che lo recepisce, quindi anche in funzione delle richieste del pubblico. È una pasticceria che fa differenza fra la prima colazione, la seconda colazione, il dessert del pranzo, il dolce della merenda e quello della cena e del dopocena. Sono momenti della giornata diverse che si possono declinare in dolce, ma chiaramente anche in sapido, e quando si declinano in dolce hanno da offrire qualcosa che sia diverso, discosto l'uno dall'altro. Something that you wanna know, oh, if there's something, show me where to go, oh, and I will give myself to you, I will give myself to you. Noto è una delle città d'Europa più splendidamente costruite. Questa piccola e remota località emerge come uno dei risultati più raffinati dell'età che produsse Mozart e Tiepolo.
can either fall into it or surround yourself with the good things and never let it win. If there's something that you wanna know, if there's something, show me where to go, if there's something that you wanna know, if there's something, show me where to go, and I will give myself to you, I will give myself to you. Gli elementi barocchi che caratterizzano l'intero centro storico non sono il risultato all'interno di un contesto urbano caratterizzato da diversi stili, ma sono collegati tra di loro in modo da realizzare quella che è stata definita la perfetta città barocca. Sussiste poi un rapporto molto stretto della comunità con la propria storia, un rapporto fatto di fede, tradizione e creatività, come ad esempio l'Infiorata.
Continuiamo il nostro viaggio, questa volta verso Modica, una città patrimonio dell'UNESCO e meta di migliaia di visitatori che rimangono incantati dal suo fascino e dalla sua storia, stregati dai paesaggi d'altri tempi e deliziati dalla sua gastronomia. Una volta a Ragusa è impossibile non visitare Ragusa Ibla, il fulcro della città di Ragusa, il suo quartiere più affascinante, grazie ai numerosi palazzi e chiese che vi si trovano. Salve a tutti, sono Ciccio Sottano, ristorante Duomo Ragusa Ibla, Marco Corallo, il mio secondo chef. Insieme oggi facciamo un piatto che ai catanesi sta molto a simpatia, c'è la norma.
Dunque facciamo una salsa di pomodori freschi, abbiamo diverse tipologie di pomodori a disposizione, dal ciliegino al San Marzano, al riccio e al tondo liscio, ricotta di pecora, le nostre melanzane, una violetta tonda e una melenzana nera lunga, basilico, cipolla, aglio. Andiamo a fare la pasta. Stiamo andando a fare questo maccheroncino fatto a mano con l'anello dei cannoli sul pettine. Allora, ci vuole una sfoglia abbastanza spessa, come stiamo vedendo. La farina deve essere sin qua perché poi deve avere un attimino di apertura. Chiudi e dobbiamo andare a saldare la parte aperta. E dobbiamo saldarla ovviamente passando qua sopra. Rieccoci qua con Marco, ci siamo messi a fare la pasta. Marco, mi passi quella pasta che abbiamo fatto? È bella asciugata, come avete visto abbiamo conficcato nella farina questi rigatoni, giusto perché devono asciugarsi e poi arrivare ad essere così. Ma dove stiamo iniziando è il lavoro che sta facendo Marco, che è quello di tagliare i pomodori. Iniziamo con la nostra preparazione della norma, andiamo dentro la pentola, metti tutti i pomodori. A questo punto mettiamo un po' di sale, mettiamo un peperoncino che sarà innocuo in una massa così grande e mettiamo una prima parte di basilico, che a me piace il basilico stracotto dentro. Aggiungiamo un altro po' di olio d'oliva per insaporire e andiamo a mettere sul fuoco. A questo punto prendiamo la melenzana e la taglio e ora iniziamo a fare la cottura delle melenzane, cioè fritte, le friggiamo in un padellino con un filo d'olio. Queste non c'è bisogno di andarle a schiacciare con sale per addolcirle e quant'altro perché già sono dolci. La melenzana è pronta e con Marco andiamo a prendere la preparazione ultima, che è una salsa che vogliamo fare di basilico. Finiamo di passare questo pomodoro ed ecco la nostra salsa di pomodoro. Stiamo facendo un letto di salsa di pomodoro che abbiamo appena fatto. Andiamo a arricchire con la nostra salsa di basilico. A questo punto ci andiamo a sistemare la nostra ricotta. Andiamo a mettere questo nevischio di ricotta . A questo punto non mettiamo più nulla, se non che un cucchiaio e una forchetta dove andiamo a mangiare e col cucchiaio a mangiarci anche la salsa.
così termina il nostro viaggio alla scoperta della Sicilia orientale e delle sue bellezze artistiche, con la ripromessa di ritornare una seconda volta.